Scatman's World. Siamo subito ad Assen, 12esimi in griglia, purtroppo per un errore nel Q2, ma in gara voglio fare un gran risultato. Purtroppo in qualifica ad Assen siamo sempre negativi, ma in gara ho fatto più vittorie che altro. Però sarà dura vincere oggi, però su 7 giri non sarà semplice, perché la bagarre iniziale di Assen è veramente pericolosa. Prima non abbiamo recuperato nessuna posizione nella prima curva, neanche adesso nella seconda, vediamo la terza, non penso proprio. Forse un buon interno su Taralluccio. Qua siamo andati abbastanza bene. Adesso proviamo il cambio direttamente. Mamma mia, subito ottavi. Partenza sublime di Rossi by Cube. Dai. Devo togliermi del traffico perché questo è il pericolo di Assen. Il traffico. Questa è un po' la Monte Carlo della Formula 1. Della MotoGP, scusate. Come fascino, come tradizione, ma anche un po' l'università della MotoGP, come Spa per la Formula 1. Quindi dopo tutte queste cagate andiamo. Qua prova l'esterno su Cracciolo, ma questa è brutta, non appoggiare. No, Rossi, no, mamma mia. E siamo in sesta posizione, siamo già vicini ai top. Siamo quasi in top 5. Qua ho fatto l'errore in questa sezione, qua ho fatto l'errore in qualifica. E mamma mia, ho rischiato di rifare lo stesso errore, madonna. C'è Patatone davanti, c'è Patatone, Iannone. E siamo al quinto posto, top 5. Top 5, primo lap completated. In un inglese che sa quasi di veramente una cosa purissima. Tira fuori un po' il gambino Rossi. Lunghissimo qua, lunghissimo. Mi risupera Patatone, sarà durissima vincere sta gara, sarà veramente complicato. Ancora lotta con Patatone che si riprende all'interno la posizione, prova Rossi all'esterno, buonissimo. Ancora all'interno, scambi meravigliosi tra i due italiani e alla meglio Valentino. Quinta posizione, sono tutti là però, con una bella curva posso prendermeli tutti, posso mangiarmeli tutti, ma devo fare sta cosa però. Fioi, dai. Molto bene, ci siamo avvicinati tantissimo. Non devo far cappelle però, perché qua veramente è una pista che l'errore è no dietro l'angolo di più. Occhio come occhio però. Alla Camomillo, chiude la strada Camomillo. Gioco di squadra con Marquez ci sta, questo ci può stare, è giusto che sia così. Dai, spingi, Kuma, bravissimo, questo è un gran sorpasso. Dai, Valentino come Pac-Man, dai, mangia tutto. Non ci credo, non ci credo. La moto stava... Ma non ci voglio credere. È successo il finimondo. È successo il finimondo con Lorenzo, non ci voglio credere. Io non so come sia possibile, eravamo dritti tutti e due. Veramente qualcosa di inauditus. Anche Rossi sbaglia, Niente, la moto la mi è partita via, forse problemi alla moto. Non ci voglio credere, è successo di tutto. È successo veramente di tutto. Buttata via una gara così. Non sento la moto come prima, probabilmente col problema con Lorenzo non lo so. So solo che è stato un brutto incidente. E nella curva dopo ho perso anch'io. Tutto bene. 14esimi, buttata via una gara così sarà pesantissima per il mondiale. Sarà veramente pesante sta cosa. In primis non ho capito che è lo stesso con Lorenzo, poi non ho capito la dritti, nel rettilineo, che cacchio. Questo è il bello anche della MotoGP, le sportellate, l'ammazzarsi un po' così. Devo recuperare perché Marquez sta recuperando troppi punti. Buon sorpasso, ma è lunga, è lunga. Bravo, dai, come Pac-Man, mangiateli tutti. Vai Kuma. Non ho proprio capito che cazzo di è. Che mi frenano davanti, sti rincoglioniti. Sti pensionati.
Possiamo provare il tutto per tutto. Allora Lorenzo, nono posto per il magnifico. Che ha perso meno di me, incredibile. Marquez in fuga. Marchetto in fuga. Attenzione, attenzione, attenzione. Qua lotta pura con Escargot e Lorenzo. Però anche loro sono stronzi, mamma mia, oh. Escargot. Lorenzo, guarda che sorpasso sul magnifico, grande qua, grandissimo qua. Guarda ancora Lorenzo che vuole... Madonna, oh. Ottavo posto. Su MotoGP veramente i contatti sono... Basta un attimo, basta un attimo. Oh, Lorenzo qua fa un gran sorpasso, sì, sì, sì. Qua Lorenzo mi ha veramente sverniciato. Non sverginato, Quello no, per fortuna. Dai. Devo stare almeno davanti a Lorenzo. Lorenzo può provare ancora all'interno. No, non ce la fa questa volta. Però ormai chiaramente il podio è andato, Il podio purtroppo è andato. Devo fare un miracolo sportivo. Qua Marquez recupera molti. Guarda come frena. Guarda. Cioè, è pazzesco però, Veramente scandaloso. Ancora dritto, vabbè. Ho troppa furia di recuperare, troppa fretta. Contro Kracholov. Dai. Ma sono tutte le licenze poetiche del Kuma, ma proprio tutte, No, ancora la moto però non la sento come al solito. Questo però è un gran sorpasso. Però Kracholov tiene la posizione. Sto prendendo un'infinità di tempo. Ho paura perché qua veramente ti frenano davanti sti rincoglioniti. Calma, dai, calma. Come si è messa la gara anche un quinto posto va bene onestamente, perché è successo realmente di tutto. Ma Rossi qua fa veramente una gran curva e si prende adesso la quinta posizione. E adesso siamo ancora a caccia, non è finita sta gara, non è finita. Per la vittoria è chiaramente impensabile perché Marquez è Marquez. Però il podio non è così impossibile. Non dipende bene la chicane, che non voglio barare, non voglio andare troppo lungo. Uff. Bravo, dai. Dovizioso è primo grande, Dovi, ti prego. Ruba punti a Marquez. No, niente, non la sento in questa curva, la moto non esiste. È pazzesco quel che sta succedendo ad Assen, è veramente curioso. Dovi cerca di vincere, tu ti prego. Così perdo poco da Marquez. Niente, non riusciamo a prenderli questi purtroppo, non ce la facciamo. Buono. Sento veramente la moto non al massimo e le gomme se ne stanno anche andando, quindi un mix non propriamente vincente. La cosa non mi piace per niente. A questo punto devo tenere il secondo posto e il quinto posto e fanculo. Mi dispiace perché il passo c'era per vincere, ma se non fai bene le qualifiche in sto gioco rischi di essere imbottigliato nel traffico e così è stato. Buono. E non è un vantaggio di 1,4 purtroppo, però questa è la curva dove recuperiamo di più, perché loro frenano in maniera scandalosa, non capisco perché. Ed è stato per questo che ho avuto il problema con Lorenzus.
Dovizioso primo, Marquez, Pedrosa, Iannone, Valentino. Final lap. Vediamo se riusciamo a rosicchiare un'altra posizione. Certo, no. Non ce la possiamo fare. Iannone comunque vicino, cazzo, potremmo recuperare una posizione, sì. Però non devo sbagliare niente, le gomme sono mezze andate. 1,4 di vantaggio sull'innominabile Kracholov. Dai, su. Buono. Dai raga. No, adesso! Disarcionato Rossi. Mamma mia. Teniamo la quinta almeno, Mamma mia, cosa ho rischiato. All'ultimo giro. Arriva un buon Dovizioso grande. Quinto posto per noi. Non male per come si era messa. Va bene così, dai, vediamo la classifica. Tra breve Rossi primo con un +6 su Marquez e un +10 su Lorenzo. Veramente un mondiale meraviglioso. Raga, un saluto del comandante veneziano. Poteva andare meglio, ma per come si è messa poteva andare anche molto peggio. Siamo sempre primi nel mondiale. Ciao!